Grazie. Io vado a parlare di musica napoletana e anche di un grandissimo cantautore che è Fabrizio De André, perché oggi esce la raccolta dei suoi 8 tour. Si tratta della sua storia personale e professionale artistica, e all'interno di questo cofanetto libro ci sono ben 4 versioni della canzone Don Raffaele, che Angelica Sepe, buongiorno e benvenuta, ha scelto per noi oggi. Certo. E adesso la vediamo con l'interpretazione di Fabrizio De André insieme a Murolo. Ah, che bello caffè, con il carcere sanna fa, la ricetta che ci ride la compagna dice la gelata mamma. Ah, che bello caffè, con il carcere sanna fa, la ricetta che ci ride la compagna dice la precisa mamma. Che ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è la chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi lo stipendio di un uomo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, tuo marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello, un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza, io già tengo le scappuccine, granito campario pulito caffè. A capello caffè, pure in carcere lo sanno fa, la ricetta che ci rivede la compagna dice la gelata mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, la ricetta di Cicine della compagna dice la precisa mamma. Bellissima, allora come mai Angelica hai scelto questa canzone oggi, Don Raffaele? Beh, perché innanzitutto è un omaggio appunto al grande cantautore, perché De André è stato l'unico a denunciare dei fatti veri. Infatti lui si chiamava il profeta. La musica è del grande maestro Pagani e loro poi hanno scritto le parole rifacendoci un po' alle carceri d'oro, quindi è tutto il problema che c'è nelle carceri. È bellissimo il personaggio. Don Raffaele chi è? Chi è? Cutolo, Raffaele Cutolo. Ma è bella la storia poi del secondino di Pasquale Cafiero che è assoggettato da Cutolo. La storia racconta che Cutolo poi ha scritto ad André complimentandosi di questa canzone, dice come hai fatto a conoscermi così profondamente, e quindi ha iniziato a delle lettere con De André, dove De André a un certo punto dice no, ma io non posso rispondere sempre comunque è un uomo malavitoso, e quindi poi la cosa Comunque De André, che è genovese, si è innamorato della si è innamorata di Murolo in particolare, il mio grande maestro, perché tu sai che io sono allieva e pupilla del maestro Roberto Murolo, quindi era pazzo di Murolo, e questa canzone poi l'hanno anche un po', devo dire, non scopiazzata da Domenico Modugno, che con Pazzaglia aveva scritto un caffè. È vero? Quindi È lo stesso le note sono 7, quindi alla fine comunque grandissimo pezzo. Grazie Angelica Sepe, aspettiamo quindi una nuova